Telespettatori di Antenna 3, ben trovati all'appuntamento con l'informazione cronaca dal Veneto, edizione senza titoli ma ricca di cronaca. Ci occuperemo delle spaccate a Verona, di quella che sta succedendo in Brasile, perché c'è anche una bellunese bloccata in queste ore. Ci occuperemo anche di un caso molto particolare arrivato alla nostra redazione, di una signora vittima di 30 furti accaduti nella sua abitazione, che è esasperata e ha deciso, pur avendo oltre 80 anni, di conseguire il porto d'armi e di voler dormire con la pistola sotto il cuscino per difendersi dai ladri. Ci occuperemo anche di una vicenda altrettanto incredibile che ci arriva da Correzzola, dove il rapinatore di una tabaccheria è stato sorpreso dalle forze dell'ordine, pensate, perché non si era cambiato gli abiti dopo una settimana. E poi vi daremo conto di un sequestro avvenuto in A4, un'automobile fermata dalla polizia stradale con 5 quintali di pesce nel bagagliaio, erano riposti all'interno di alcune valigie. Allora partiamo con il nostro notiziario, con le notizie confezionate dalla nostra redazione, e partiamo subito con quel che è successo a Verona, dove una banda è stata bloccata dalla polizia, dalla squadra mobile della polizia, dopo aver messo a segno una serie di spaccate ai danni delle orificerie della zona. In alcuni casi il bottino arrivava addirittura a €1.000.000 il servizio d'apertura. Due colpi con la mazza ferrata contro la porta d'ingresso della gioielleria. E poi ancora mazzate contro le vetrinette con un cestino in mano per portare via in un istante bottini da centinaia di migliaia di euro per volta. A mettere fine alle loro scorribande sono stati gli investigatori delle squadre mobili di Verona e di Bergamo. A finire in manette 6 persone di età compresa tra i 29 e i 37 anni. Secondo gli investigatori sarebbero loro gli autori di 6 colpi andati a segno tra le province di Verona, Prato e Bergamo, che hanno provocato danni per oltre €1.000.000. A Verona l'assalto risale al 2 febbraio alle 3:30 di notte. Ad essere presa di mira la gioielleria Stevanella di via San Nazzaro. I criminali con passamontagna e guanti erano riusciti a forzare la saracinesca e a sfondare la vetrina con un boato che aveva svegliato anche i vicini. Inutile dire che la testimonianza dei residenti non è stata determinante, visto che hanno notato solo 4 incappucciati, ma intanto i banditi avevano già arraffato orologi e gioielli per oltre €150.000. Un colpo che per modalità e esecuzione ha immediatamente permesso di collegare anche i raid di Prato e Bergamo, in quel caso 4 minuti di lavoro per un bottino di €1.000.000. Le forze dell'ordine si sono rese conto da subito di avere a che fare con dei professionisti. Lo studio delle immagini di sorveglianza fatto dai poliziotti ha permesso di trovare un frame determinante, quello che inquadrava una Mercedes notata anche nei pressi degli altri assalti. A certificare che fosse la stessa auto è stata una maccatura su una fiancata. Il gruppetto aveva 2 basi logistiche, una a Roma e una a Napoli. Da lì partiva per le trasferte. Le indagini hanno permesso di contestare ad alcuni di loro anche di aver messo a segno dei colpi ad Ascoli, Ravenna e Taranto. E ieri sera i carabinieri del nucleo radiomobile di Verona, al termine di un rocambolesco intervento, hanno arrestato un pregiudicato marocchino per resistenza a pubblico ufficiale mediante violenza e minaccia aggravata dall'uso di una spada. Tutto è iniziato nel pomeriggio, quando alla centrale operativa dei carabinieri è arrivata una telefonata che segnalava in un appartamento di via Albere una lite fra coniugi. L'uomo, dopo aver messo sottosopra e allagato l'appartamento, stava brandendo minaccioso una spada. I carabinieri intervenuti immediatamente hanno effettivamente constatato la presenza dell'acqua all'interno dell'appartamento, che fuoriusciva da un tubo della lavatrice danneggiato, così come il mobilio e le suppellettili. Sporgendosi dal balcone, i militari hanno anche notato nel giardino del piano terra l'uomo, che seppur travisato è stato subito riconosciuto. Era già stato arrestato a fine novembre nello stesso luogo per tentato omicidio del proprietario dell'appartamento. E ieri sera era già fuori e brandiva una spada. Ancora cronaca, con una bellunese bloccata in Brasile per le proteste e la rivolta dei poliziotti, che hanno incrociato le braccia perché da 2 anni aspettano i giubbotti antiproiettili e migliori condizioni per lavorare.
Da 6 giorni lo Stato brasiliano di Espírito Santo si trova a fare i conti con una protesta delle forze dell'ordine che ha fatto finire allo sbando il paese. Saccheggi e guerriglie ovunque, con una situazione che si aggrava ora dopo ora e con la polizia civile che si è aggiunta a quella militare in uno sciopero che ha messo in ginocchio il paese, costringendo tutti a rimanere in casa e a fare i conti con il cibo che scarseggia e la violenza che ha preso il sopravvento. Con il passare dei giorni è anche aumentata la lista degli omicidi, da sabato scorso a oggi già a quota 101. Una situazione di cui in Italia si è parlato poco, nonostante a farne le spese siano anche gli italiani e in particolare i diversi veneti, vista la nutrita comunità locale. Tra gli italiani attualmente bloccati in Brasile c'è anche Isabel, la moglie di Mario Mastellotto, 61enne, di Mel, che ha raggiunto il Brasile per il compleanno della madre centenaria. La moglie è rinchiusa da 3 giorni con scarsità di viveri, di alimenti, perché tutti i negozi, i mezzi pubblici, i taxi, pullman, corriere, sono tutti bloccati, nessuno si muove di casa. Quello della Bellunese non è comunque un caso isolato. Ci sono altri bellunesi, anche veneti. Ci sono molti connazionali italiani in quelle città o le città limitrofe che sono sulle stesse condizioni. Per questa ragione Mastellotto chiede ora l'intervento del governo e della Farnesina per garantire alla donna attraverso l'ambasciata un ritorno in patria in tempi celeri. Si andrà in cerca a livelli più alti governativi se c'è possibilità di intraprendere una strada o un rimedio per poter riportare i nostri connazionali. Ancora cronaca, paura e terrore. Ieri in un appartamento a Castelfranco con i ladri entrati in casa armati di picconi e pale. È il 30° furto che subisco, racconta una pensionata in stato di shock. Derubata per più di 30 volte tra scippi e furti, per poco non si è trovata faccia a faccia con i ladri armati di piccone e pala, qui al piano terra di questo condominio, al civico 28 di via Sicilia, a Castelfranco. E si è trovata il piccone conficcato qui nella finestra della camera da letto? Sì, il piccone stavano entrando bellamente, probabilmente se non arrivavo entravano in camera, con uno strumento che se ti picconano lei sa quanto fanno presto, te lo mettono in testa, te lo piantano nella schiena, hai voglia tu. Il fatto ieri intorno alle 18:30 con la pensionata in casa insieme al marito, medico noto e stimato in città, e la figlia in visita. La luce della casa li ha spaventati, li ha fatti scappare, probabilmente non pensavano che noi fossimo a casa. Comunque l'altra volta gli è andata bene. L'altra volta risale appena a dicembre scorso con i ladri fuggiti con un bottino di 10.000 euro. La famiglia, dopo aver perso tutto in una delle banche venete, aveva affidato i propri risparmi alle mura domestiche, ma anche queste non hanno retto ai ladri. Malvagità che la pensionata definisce così. Io più di 30 violenze sulla mia persona. Permettiamo di fare tutto. Permettiamo tutto a tutti, tranne a noi persone civili e rispettose delle regole. Non dobbiamo più rispettare queste regole. Io adesso andrò al poligono di tiro a Bassano, mi prenderò una pistola, dormirò con la pistola sotto il cuscino, ecco, e chiunque entrerà non in casa mia, nel mio giardino, ecco, io sparerò. Ad armarsi anche il marito. Il desiderio proprio di sentirmi protetto autonomamente, direi che lo sento proprio in maniera ormai viscerale. E a Abano la situazione è più o meno simile, i cittadini chiedono maggiore sicurezza e si dicono pronti a farsi giustizia da soli qualora la situazione non dovesse cambiare. Un paese nell'ultimo periodo più volte visitato dai banditi. I dettagli nel servizio. Sbatti il ladro in vetrina. L'iniziativa del supermercato Aliper di Abano Terme fa discutere. Una decisione, quella di affiggere all'ingresso del punto vendita i fotogrammi dei presunti clienti ladri, nasce dall'esasperazione per l'escalation di piccoli furti all'interno di supermercati del gruppo. In particolare, le persone riprese sono state immortalate dalle telecamere ben 4 volte, 3 nel corso della stessa giornata, mentre uscivano dal supermarket dopo essersi dimenticati di pagare. Così, dopo aver
aver sporto denuncia alle autorità competenti, si è deciso di esporre le foto per tutelare dipendenti e clienti, precisa la direzione, e forse anche per l'effetto deterrente che l'agonia potrebbe avere su altri ladruncoli. Un'iniziativa che divide comunque i clienti tra favorevoli e contrari. Mi dispiace, non so chi ha rubato, se sono persone che hanno bisogno, io non l'avrei messa comunque. Forse la crisi porta le persone a rubare, il bisogno, però ecco, ripeto, io non avrei sicuramente attaccato nessun volantino, perché non sono momenti difficili per tutti. Per il discorso di privacy non so se le avrei messe, nel senso a livello di viso, insomma. Poi è anche giusto che si sappia. Beh, non trovo niente da dire, insomma, perché no? No comment. Hanno fatto bene, giustamente. Io non rubo, allora se rubano è giusto denunciarli. È giusto che si vede chi ruba e chi non ruba. Io sono d'accordo. Può essere un deterrente, quindi sono d'accordo, pienamente d'accordo. Da una parte è giusto che si difendano perché è un'indecenza, dall'altra magari se uno ha rubato una piccola cosa forse è il caso di graziarlo. Gli atti vandalici al cimitero di Salvarosa a Castelfranco Veneto, il sindaco conferma il videoregistratore è stato rubato e non abbiamo le immagini, ma troveremo i responsabili al più presto e mi auguro una condanna esemplare. La voce del primo cittadino contattato poco fa dalla nostra redazione. Sia la Polizia Municipale che i Carabinieri stanno indagando. Purtroppo è stato anche rubato il, chiamiamolo, videoregistratore che era posto all'interno della chiesetta e quindi non vi è possibilità di risalire a immagini. E qualche elemento ce l'hanno e stanno portando avanti le indagini. A Salvarosa sì, purtroppo non è la prima volta, eravamo intervenuti installando questo impianto di videosorveglianza, chiamiamolo a circuito chiuso, nel senso che non era collegato a remoto con il terminale della Polizia Municipale e quello dei Carabinieri, pensavamo fosse sufficiente, invece così non è stato. Adesso vedremo se compatibilmente con le risorse del bilancio riusciamo ad implementare l'impianto di videosorveglianza che già ha avuto una ristrutturazione che è costato 150.000 euro al comune di Castelfranco Veneto. Se trovo qualche risorsa un pensiero lo facciamo. Spero ardentemente li prendano e quando li prendono facciano pagare per tutto quel che è successo dai tempi passati ad oggi e che sia una pena esemplare e severa, perché meritano questo, insomma. Cosa si sente di dire alla comunità di Salvarosa? Che sono a loro vicino e stiamo cercando di far sì che ciò non accada più. E per un caso di cui si auspica la soluzione a breve, uno di cui invece la soluzione è stata trovata, la rapina alla tabaccheria di Conca d'Albero di Correzzola nel Padovano. Dopo alcuni giorni di indagine i carabinieri sono riusciti a fermare l'autore. Si tratta di un marocchino 21enne, a tradirlo è stato l'abbigliamento utilizzato per il colpo. Tradito dai vistosi pantaloni della tuta blu con una striscia bianca. È stato individuato dai carabinieri di Codevigo l'autore della rapina ai danni della tabaccaia di Conca d'Albero, frazione di Correzzola. Il colpo era stato messo a segno lo scorso 4 febbraio, sabato sera. Subito dopo la chiusura del negozio la donna è salita in auto quando è stata affiancata da un uomo con il volto parzialmente travisato da una sciarpa. Il rapinatore ha preso la borsa della tabaccaia e dal tentativo di reazione della donna l'ha pesantemente minacciata. Così è fuggito con la borsetta contenente l'incasso della giornata, circa 1.500 euro, oltre ad alcuni assegni e al telefono cellulare. Subito sono partite le indagini. L'unico particolare che la vittima ricordava con precisione era proprio l'abbigliamento con i vistosi pantaloni del rapinatore. Ed un uomo vestito in quel modo era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza di un esercizio commerciale di fronte alla tabaccheria proprio negli attimi immediatamente precedenti il colpo. Sono emersi degli elementi fondamentali che hanno permesso di rintracciare e sottoporre a fermo di indiziato di delitto un 21enne tunisino che era
privo di documenti, sconosciuto alla giustizia e domiciliato da qualche tempo a Pontelongo. In corso di perquisizione i carabinieri di Codevigo hanno rinvenuto l'abbigliamento utilizzato per la rapina. Purtroppo del denaro rubato alla tabaccaia è stata recuperata solo una piccola parte. Del importo di 1.500 euro, dopo 2 giorni sono stati rinvenuti e sequestrati soltanto 130 euro. 9 mesi di reclusione, questa è la richiesta di condanna pronunciata ieri dal pubblico ministero Marco Faion al termine delle udienze che vedono alla sbarra il sindaco Roberto Padrin, sindaco di Longarone. Le accuse sono quelle di abuso d'ufficio e falso in atto pubblico per i fatti avvenuti, che sarebbero avvenuti tra il settembre 2009 e il dicembre 2014, quando Padrin, eletto sindaco, ha continuato a lavorare come addetto stampa per la Longarone Fiere, società controllata al 21,5% dal comune di Longarone. Al centro della vicenda un articolo del testo unico dell'ordinamento sugli enti locali che vieta agli amministratori di ricoprire incarichi e assumere consulenze in enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune. Il falso invece sarebbe scattato il 14 giugno 2014 secondo l'accusa, dopo la rielezione di Padrin, che avrebbe attestato in consiglio comunale di non trovarsi in condizioni di incompatibilità. L'ultima parola chiaramente spetta al magistrato. Singolare sequestro invece della polizia stradale lungo la A4 in provincia di Padova. Erano stati fermati dalla polizia stradale per un normale controllo nell'area di servizio Limenella Est lungo l'autostrada A4. Quando gli agenti hanno fatto aprire il portabagagli dell'auto nella quale viaggiavano 3 cittadini rumeni, la sorpresa: valigie e borsoni contenevano 5 quintali di pesce, per l'esattezza 490 kg di varie specie, per un totale di 367 pezzi. Il conducente, un rumeno di 56 anni, raccontava di aver acquistato il pesce da alcuni pescatori del Mantovano, ma di non avere ricevuto scontrino o fattura. I controlli seguenti accertavano come il pesce trasportato non avesse alcun documento sulla provenienza e sul metodo di pesca e non fosse trasportato in adeguate condizioni igieniche né in regime di temperatura controllata. In conclusione, non era idoneo al consumo alimentare. Sequestrato il pesce, si è passati quindi alla contestazione dei vari articoli delle norme sanitarie in materia di sicurezza alimentare che, sommate alle violazioni del codice della strada, hanno portato ad una sanzione complessiva di 6.085 euro. Una scossa di terremoto di magnitudo 3,6 è stata avvertita alle 9:14 in tutto il Trentino Alto Adige e in Veneto. A Trento la scossa è stata avvertita anche ai piani più bassi degli edifici. Non si registrano per ora danni alle strutture. L'epicentro è stato individuato nel sud della provincia di Trento, in particolare tra Rovereto e la Vallarsa. La scossa, registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 11 km di profondità, si è verificata a 3 km da Villarsa, 8 da Posina e 10 da Recoaro Terme in provincia di Vicenza. Noi ora ci separiamo per qualche istante di pubblicità, rimanete con noi perché c'è ancora molta cronaca in questo notiziario. Telespettatori di Antenna 3, ben trovati, edizione veneta dei nostri notiziari. Continuiamo con Padova perché Marco Marin non è più il coordinatore di Forza Italia in Veneto proprio dopo il caso Bitonci. Sentiamo quali sono le reazioni del mondo politico. Il senatore Marco Marin ha accettato di assumere un incarico nell'ambito del coordinamento nazionale di Forza Italia ed ha lasciato quindi la carica di coordinatore veneto. Fatto fuori con una supercazzola che nemmeno amici miei. Eh sì, perché questo fantomatico coordinamento nazionale di Forza Italia non esiste. L'hanno in pratica silurato assegnandogli una carica fittizia. L'avventura di Marco Marin da coordinatore regionale finisce così. Al suo posto, come commissario, arriva quell'Adriano Paroli che su Padova aveva sostituito il fu commissario Simone Furlan, ritornato anche lui nel fantomatico coordinamento nazionale. La base, almeno una parte consistente, compresi gli ex amministratori Mosco, Lodi e Turrin, festeggia. L'hashtag è Freedom con 2 M, quelle di Marco Marin per l'appunto. C'è chi posta una foto con 2 schermidori alludendo al passato sportivo dell'ex numero 1 di Forza Italia, dicendo alle volte lo sport non basta. Più sofisticata la vignetta dell'azzurro Enrico Turrin con scritto in guardia. Si chiude con le citazioni.
Più in alto si innalzano, più forte sarà lo schianto. Base in festa dunque, poi però si dovrà vedere i numeri, sono quelli che contano in politica. Forza Italia, 2 anni e mezzo fa con Marin, raggiunse il 7,44% delle preferenze, un dato non certo esaltante ma che contribuì in maniera importante alla vittoria di Bitonci. Vedremo la nuova Forza Italia cosa saprà fare. Tempo di carnevale, a Venezia ci si organizza una vera e propria corsa contro il tempo, la città invece è già pronta a rispondere come sempre presente all'appuntamento. La parola d'ordine è la qualità, lo stile, il fashion, un carnevale che si sforza sempre più di essere all'altezza della città che lo ospita. Al via l'edizione del 2017 del Carnevale veneziano, in centro storico coinvolgendo ancora una volta anche la terraferma. 3 pilastri su cui poggia la macchina organizzativa. Teatro per il Carnevale dei bambini, la cultura nei luoghi del silenzio e la musica e i suoni del Carnevale. Temi che, coinvolgendo numerosissime istituzioni e associazioni locali, mettono in scena la città. Il frastuono e la gioia del Carnevale irrompono nei luoghi generalmente silenziosi, aprendo le porte dei palazzi, delle biblioteche e dei musei. L'orgoglio del direttore artistico. Quest'anno il Carnevale è un'evoluzione del tema dell'anno scorso, Creatum, con un speciale sottotitolo dedicato alla vanità. Infatti Piazza San Marco l'abbiamo chiamata Vanity Affair, che è un gioco di parole tra la Fiera delle Vanità e un affair, quindi una relazione clandestina, non tanto direi, tra Venezia, la vanità e la bellezza. Piazza San Marco e le calle adiacenti ospiteranno nuovamente i banchetti e i laboratori degli artigiani, riproponendo il tema del lavoro, delle abilità artistiche e della tradizione rinascimentale veneziana. Protagonista anche la terraferma. Abbiamo una serie di attività in terraferma, in particolare sono molto affezionato a un festival di teatro d'attore e di figura per bambini che facciamo al Momo, al Candiani e al Toniolo dal 19 al 28 di febbraio. E adesso vi raccontiamo la storia di un calzolaio di Oderzo che non riesce a trovare un garzone a cui insegnare il mestiere e affidare la sua bottega. Quando avevo 10 anni praticamente la mia mamma mi ha detto: tu invece di andare in giro per la strada, quando esci da scuola vai dal calzolaio che era vicino alla scuola e mi aspetti là quando vengo a prenderti io nel pomeriggio. Diciamo che lui mi faceva da babysitter e nello stesso tempo mi ha fatto imparare, perché mi ha seduto a fianco e mi diceva: mettiti qui e guarda quello che faccio io che un giorno ti sarà utile. Effettivamente un giorno questi giorni sono venuti utili, vista la crisi di questi tempi. Per molti anni, infatti, il signor Gabriele Rizzioli ha lavorato nel campo dell'arredamento, ma la crisi del settore e le conseguenti difficoltà economiche lo hanno spinto a fare 15 anni fa una scelta diversa. Perché un giorno, appunto, con mia moglie dice: devo andare dal calzolaio che ho le scarpe, il tacco rotto, devo far aggiustare le scarpe. Ha detto: ma io veramente so aggiustare le scarpe perché ho fatto il calzolaio da piccolo. E mi sono messo un po' alla ricerca sul mercato per valutare un po' il discorso e ho visto che effettivamente c'era bisogno di aprire altre attività. E così ha aperto la sua bottega ad Oderzo, ci racconta che il lavoro non manca e che c'è un ritorno della clientela all'opera del calzolaio. È mosso dalla passione e dalla dedizione per la propria attività e ha una grande volontà di trasmettere la sapienza del mestiere artigiano, perché ormai è arrivato il momento di andare in pensione. Avevo messo sulla vetrina un bel cartellino che appunto cercavo persone da poter insegnare e passare il mestiere, ma anche il cartello si è stancato e si è sbiadito completamente e non si è fatto nessuno avanti. Anzi, devo dire che addirittura qualcuno mi ha anche un po' criticato il cartello dicendo ma chi vuole che venga a fare il calzolaio? Perché i giovani oggi preferiscono fare dell'altro. Riparare le scarpe non attira poi molto, ma il signor Gabriele si rivolge proprio a loro e dice: non allontanatevi dai mestieri di una volta. Cari giovani, se volete veramente mettervi in attività e avere un futuro nel tempo, specialmente per i 25 anni e in su, non dico i 18enni perché giustamente i 18enni hanno ancora bisogno di studiare, ma quelli che hanno finito le scuole, passate da me, venite a fare il calzolaio e vedrete che vi troverete molto bene e avrete un futuro sicuro, anche con la crisi che abbiamo. Una buona notizia insomma per chi spera in un lavoro. Noi siamo invece alle previsioni del tempo, poi le altre edizioni dei nostri notiziari. Grazie per l'attenzione. Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso.
Torna a essere instabile il tempo, molte nubi e pioggia nella giornata di venerdì 10 febbraio. Nel dettaglio, sul Veneto giornata molto nuvolosa su tutta la regione, con piogge diffuse un po' ovunque in intensificazione nel corso del pomeriggio. Locali nevicate sui rilievi intorno a 600-800 metri. Temperature massime sui 4-6 gradi, minime attese tra lo 0 e i 3 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo molto nuvoloso coperto con l'arrivo di piogge sparse soprattutto dal pomeriggio e locali nevicate sui rilievi intorno ai 700-800 metri. Diamo uno sguardo alle temperature. Le massime sono attese sui 5-8 gradi, i valori minimi intorno a 1-2 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Nubi e piogge diffuse un po' ovunque e nevicate attese fino in collina. Temperature massime intorno ai 3-4 gradi, minime intorno allo 0 o a 1 grado. Il mare sarà generalmente mosso, i venti invece saranno moderati e nord-orientali. Dal meteo per oggi è tutto, vi do appuntamento a domani con nuovi aggiornamenti. Arrivederci. Futura Serramenti, i tuoi serramenti in PVC, la massima qualità inalterata nel tempo. Ti aspettiamo nella nuova sede fronte strada statale Noalese a Quinto di Treviso.